noi come associazioni di rappresentanza delle imprese abbiamo di fatto appreso di questa scelta, di questa decisione da parte degli organi di stampa. L'essere state messe davanti al fatto compiuto in un ambito così delicato come l'aumento di un'imposta è solo il primo di una serie di critiche che le associazioni di categoria muovono alla giunta regionale per l'aumento dell'IRAP, e ha dato anche fastidio che da Palazzo Balbi si sia continuato a minimizzare a poche centinaia di euro la quantità dell'aumento. A seconda delle aziende, invece, l'aumento potrà incidere parecchio rispetto a ciò che già si paga. Peserà rispetto alle dimensioni delle imprese, però a partire da 171 euro per l'aliquota minima fino ad arrivare anche per imprese di 20 dipendenti a 41.418 euro a seconda della condizione del codice Ateco. Che aria tira tra i vostri associati? Beh, sicuramente sono molto preoccupati del fatto che comunque sia nella manovra regionale sia nella manovra nazionale ci sono poche risorse destinate allo sviluppo economico e alla competitività delle imprese. Una richiesta che potrebbe rimanere tale. I soldi che verrebbero incassati dalla Regione, che ammontano a più di 80 milioni di euro, non sono soldi destinati a manovre espansive piuttosto che a investimenti strutturali, ma servono a tappare buchi del bilancio regionale. Ma non c'è solo il metodo con cui l'aumento è stato deciso, le cifre che si dovranno pagare, la destinazione dei fondi. Di sbagliato, secondo le associazioni datoriali, c'è anche la scelta politica di colpire le attività produttive in questo determinato periodo storico. Noi abbiamo una situazione economica che è critica e tutti i dati ci dicono che in prospettiva peggiora. I dati sulle casse integrazioni, li abbiamo condivisi ieri, sono abbastanza preoccupanti e quindi l'IRAP, che è una tassa assolutamente antipatica di per sé, ma che soprattutto non colpisce il margine, l'utile, ma colpisce il lavoro, colpisce chi produce, è una tassa assolutamente depressiva in questo momento.